Oltre 5.000 tra lavoratrici, lavoratori e pensionati in corteo per le vie di Genova in occasione dello sciopero generale indetto da CGIL e UIL nel settore trasporti e pubblici servizi. I sindacati dicono basta al precariato che penalizza i giovani, chiedendo una riforma delle pensioni che superi il lavoro nero, salvaguardando il loro futuro, ma anche chi già è nel mondo del lavoro. Il lungo corteo con bandiere e striscioni ha raggiunto la prefettura, dove una delegazione è stata ricevuta dal capo di gabinetto del prefetto, al quale sono state illustrate le ragioni della manifestazione. La migliore risposta a tutti i parolai, quelli che volevano impedire lo sciopero, i precettatori, è questa piazza, questo corteo. I lavoratori che si sono sentiti anche lesi di un diritto che è quello dello sciopero e che hanno bisogno di conquiste per il salario, contro la precarietà, per i servizi pubblici essenziali, per tutto quello che è un paese, il nostro, che ha lo sbando e che ha bisogno di cambiare dalle proprie radici. Tra le prime adesioni allo sciopero, nonostante le limitazioni imposte dal governo, quella del porto di Genova con l'85%. Nei trasporti l'adesione nelle ferrovie è stata dal 40% a livello regionale, in quello pubblico locale ha aderito il 47% del personale viaggiante. Tra quello AMT del trasporto provinciale ha aderito alla protesta il 37% dei lavoratori. CGIL e UIL chiedono un'attenzione particolare al variegato mondo degli appalti e subappalti, dove spesso si annidano condizioni di lavoro inaccettabili dal punto di vista normativo, economico e della sicurezza. Una mobilitazione che prosegue in vista all'astensione generale di tutti i settori prevista per venerdì prossimo. Noi abbiamo ribadito alla prefettura le ragioni che oggi ci hanno portato in piazza e che ci porteranno venerdì prossimo ulteriormente in piazza, e quindi ci aspettiamo che venerdì prossimo ci sia un'altra risposta importante qua a Genova, dove ci sarà uno sciopero regionale di tutti i lavoratori che oggi non hanno partecipato allo sciopero, ma che comunque con le loro delegazioni oggi sono qua, perché questo è uno sciopero di tutti, è una battaglia di tutti, è una battaglia di dignità per le persone, per le lavoratrici, per i lavoratori, per le pensionate e per i pensionati di questo Paese.